Ah sì, era spento, sì, scusate. Scusatemi. Allora, l'incidenza del 2,59%, 963 tamponi, 37.238. Allora, i positivi dal 21 febbraio 2020 sono 410.000. I positivi ad oggi in Veneto sono 22.521 positivi, quelli che abbiamo noi rintracciato con il contact tracing e quindi con la fase di screening con i tamponi, perché poi ce ne sono molti di più. Ospedale 1508 meno 38, totale degli ospedalizzati ad oggi. I 1508 sono così suddivisi: 1301 in area non critica, meno 27, 207 in area di terapia intensiva, meno 11. Terapie intensive non Covid sono 266. I decessi sono 18 nelle ultime 24 ore. I guariti e i dimessi sono 20.310. Partirei da questo dato con alcune considerazioni, no? Questo è il tasso di recovery, mediamente noi possiamo dire che da 1 a 10. Terapie intensive non Covid sono 2,66. I decessi sono 18 nelle ultime 24 ore. I guariti e i dimessi sono 20.310. Nelle ultime 24 ore. I guariti e i dimessi sono 20.310. Partirei da questo dato con alcune considerazioni, no? Questo è il tasso di recovery, mediamente noi possiamo dire che da una decina di giorni si sta scendendo, diciamo, bene, cioè c'è una fase, come si può dire, se volete anche un po' lenta, ma graduale, solida. Adesso speriamo sempre che non si inverta la curva, perché il banco di prova ce l'abbiamo da lunedì, con la riapertura delle scuole al 70%, con ovviamente il tornare in zona gialla e con tutte le, diciamo, quella parte di rischio che comunque ci portiamo in pancia. E lo sappiamo tutti che il lockdown rappresenta, diciamo, la cura disinfettante, ma noi il lockdown non ce lo possiamo permettere, e quindi sto qui a dire che la fase di convivenza è ufficialmente iniziata e in capo a tutti noi la responsabilità. Noi stiamo andando avanti peraltro con i vaccini, questo ve lo volevo dire oggi. Abbiamo fatto anche stamattina una riunione con l'assessore Nazzarini, dottor Flore e tutti i dirigenti, come tutte le mattine alle 9. Abbiamo sostanzialmente inoculato 1.540.000 dosi, 796, 1.540.796, ma quello che mi interessa ricordare è che, ed è un appello che faccio, e vostro tramite so che ci darete una mano per questo, è quello di dire che questa mattina abbiamo chiesto di aprire le agende vaccinali e quindi la possibilità di prenotarsi le giornate fino al 19 di maggio, quindi senza creare caos adesso, perché ogni volta che faccio questa dichiarazione poi c'è l'assalto. Si sappia che abbiamo aperti in questo momento posti liberi per almeno 72.000 posti. Stiamo parlando degli over 60, quindi dai 60 anni in su. Chi ha più di 60 anni
non dimentico i fragili, i vulnerabili, questo è scontato. Ma siccome parliamo di classe di età, sopra i 60 anni, chi volesse prenotarsi, ci sono intanto già dei posti liberi, non tantissimi, già su domani. Dopodiché c'è dopodomani e tutti gli altri giorni fino al 19 maggio. Se lo si fa col sito, si entra, si vedono le caselle verdi nel calendario, che vuol dire che sono caselle, cioè giornate in cui ci sono ancora posti liberi. Tutte le ULSS da mezzogiorno e mezzo di oggi hanno aperto nuove agende, per cui dico, se riuscite a farlo personalmente fatelo entrando nel sito. Se non riuscite a farlo personalmente, fatevi aiutare magari da qualche persona cara, da qualche amico, perché è un'operazione che con questa apertura come si può dire, di posti, cioè 72.000 persone comunque, cioè, sono certe, ma saranno di più. Io mi sono fatto dare il dato di agende caricate a un'ora fa, ma saranno molte di più. E vi dico anche che il nostro obiettivo è un obiettivo ambizioso, di iniziare da domani a 40.000, oltre 40.000 vaccinazioni al giorno. Quindi se ci arrivano vaccini, visto e considerato che alla volta del 3 maggio di lunedì avremo quella settimana una fornitura di 356.000 vaccini, è una settimana straordinaria perché poi si torna a 200.000. Noi contiamo di far veramente in fretta anche per la classe over 60. Quindi l'appello ai cittadini: fate la prenotazione da soli, fatevi aiutare da qualcuno, potete andare in farmacia, oppure so che ad esempio dei comandi di carabinieri lo fanno, ma insomma si riesce con queste modalità, insomma se poi una persona non riesce a utilizzare il sito, non riesce a uscire di casa perché è impossibilitata, vuol dire che sicuramente ha qualcuno che l'assiste, quindi ci sarà un'ulteriore possibilità. Ringrazio anche i comuni, che sono molti comuni con i servizi sociali, fanno la prenotazione che prevedono un tempo di procedura di neanche un minuto per prenotarsi. Vi do solo due dati. Allora, dal 60 a 69 anni sono 558.464. 558.464 cittadini in Veneto hanno dai 60 ai 69 anni. Da vaccinare ne abbiamo in questo momento, anzi un po' di meno, ma insomma a un'ora fa ce n'erano 466.387 da vaccinare. Abbiamo in questo momento, cioè un'ora fa, vi do solo questo dato così vi dà una dimensione di quanto funzioni la nostra macchina, tra prenotati e posti liberi 233.726. 33.726. Già ne abbiamo 161.000 di prenotati e 72.000 posti liberi. Però il tema è, se voi fate due conti, noi, se i cittadini vogliono vaccinarsi e si prenotano subito, ecco l'appello che faccio: non fate la scelta di dire ma tanto fra un mese non che sarà più caos mi prenoterò, perché noi appena raggiungiamo un punto fra virgolette di stallo sui sessantenni apriamo i cinquantenni, quindi non escludo di anticipare i cinquantenni a metà maggio, perché se voi fate il calcolo, se riuscissimo a fare 40.000 vaccini al giorno, ce ne mancano ancora da vaccinare 466.000, voi capite che vuoto per pieno, come diciamo sempre a Tosato, in 10-11 giorni noi li vacciniamo tutti, il che vuol dire che è verosimile che a metà maggio si aprano le agende per gli ultra cinquantenni. Perché faccio appello dai 60 anni in su di prenotarsi? Perché sarebbe bene non sovrapporre tutte queste classi di età con i ritardatari, perché è ovvio che a metà maggio, se non hai vaccinato gran parte o quasi tutti gli over 60, cioè gli ultra sessantenni, finisce che prenoti cinquantenni che hanno diritto di prenotarsi. Però è altrettanto vero che da un punto di vista sanitario avrebbero meno priorità di un sessantenne che se l'ha presa comoda. Allora, l'appello che faccio a tutti coloro che hanno più di 60 anni: avete la possibilità in questi giorni di prenotarvi. Già domani ci sono dei posti ancora liberi, pochi, perché domani ne abbiamo già 40.000 più o meno, 38.000, 44.000.
però qualche posto c'è ancora, ma procedendo da giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, trovate posti, perché l'agenda per gli over 60 è aperta fino al 19. Se volete un consiglio, cerchiamo, se abbiamo più di 60 anni, di prenotare non il 19 maggio, ma diamoci un obiettivo di farlo prima del 10 maggio. Trovate le agende aperte fino al 19, però se lo fate prima al 10 ci permettete di partire prima con i cinquantenni e di evitare sovrapposizioni. Sta andando bene anche con gli over 70 perché vedo recupero nelle vaccinazioni, vi do solo un dato negli over 70. Anzi, scusatemi, 70-79. Vi ricordate l'altro giorno ho detto ci tocca partire con i sessantenni perché non c'è tanta affluenza. Sono 432.386 di corte, quindi la popolazione 70-79, 432.386. Ancora da vaccinare ce ne sono 111.000, quindi vedete un 25%, cioè si sta crescendo, però c'è da dire che prenotati ce ne sono 32.000 e di posti liberi ce ne sono ancora 11.000, quindi fondamentalmente anche qui un appello ai 70-79 anni, da chi ha più di 70 anni, prenotatevi, fate in modo di farlo entro i primi 10 giorni di maggio, sarebbe meglio, anche perché abbiamo vaccini, abbiamo la possibilità di utilizzare queste 356.000 dosi e fare una cura da cavallo. Cioè il nostro obiettivo è quello, guardate che se riuscissimo a aprire i cinquantenni con vaccini a maggio, cioè vuol dire che noi prima dell'estate veramente arriviamo ad aggredire i quarantenni come vaccinazioni, giusto dottor Flor? Non siamo mai contenti, però andiamo avanti e quindi ringrazio tutti i vaccinatori, la macchina vaccinale che è importante, sono 1.300 persone che vaccinano, ringrazio tutti i volontari che si sono affiancati ai nostri operatori. Adesso la macchina è rodata, il sistema informatico funziona, a volte va un po' in crash perché capite che dopo i miei annunci di solito va sempre in crash perché è un imbuto, no? Però abbiate un attimo di pazienza, se vedete dopo 2 o 3 volte che non funziona, aspettate pomeriggio o sera perché i posti ci sono, non li avrete domani e dopodomani, ma lunedì, martedì, mercoledì li trovate. Ripeto, dai 60 anni in su, per favore, se potete, fatevi la prenotazione per andare a vaccinarvi prima del 10 di maggio, anche se avete la possibilità oggi di prenotarvi fino al 19. Poi non venitemi a dire che l'ULS X ha l'agenda aperta fino al 18. Se ce l'ha fino al 18 è perché ha fatto il conto che non arriva al 19, perché li finisce prima. Cioè adesso passatemi passiamo un minimo di lasco a ste ULS, ma le agende sono aperte. Ultima preghiera. Ieri il call center, che ringrazio, perché abbiamo avuto giorni nei quali ci siamo incazzati col call center e giorni che vanno ringraziati, ha fatto 1.800 prenotazioni da solo. Cioè vuol dire che 1.800 cittadini si sono prenotati senza utilizzare internet. Però appello ai cittadini, se utilizzate internet è meglio. Cioè il call center noi l'abbiamo messo veramente per dare una mano a chi è in grossa difficoltà o chi vuole informazioni. Cioè il call center non è lo strumento per prenotare. Questo lo devo dire. Perché magari intasare il call center per prenotare perché magari uno dice ma mi rompe a stare lì a entrare nel sito, perché magari c'è anche chi prenota e magari al call center invece potrebbe utilizzare tranquillamente il sito, rischia di togliere una linea magari a una persona fragile, a una persona che vive da sola, che ha bisogno di informazioni, che ha bisogno di avere qualche notizia magari sui vaccini. Allora facciamo in modo che il call center faccia un lavoro dedicato alle persone più in difficoltà, perché 1.800 prenotazioni ieri è un lavoro grande, strepitoso che hanno fatto, quindi ringrazio anche il call center. In generale si va avanti, vi dico anche che nel giro di 10 giorni io spero, perché abbiamo avuto qualche problema anche con l'autority, cosa che sia, privacy, come dice? Adesso, siccome noi abbiamo fatto robe troppo semplici, diciamola tutta fino in fondo, abbiamo detto ti prenoti senza neanche scrivere il nome, voi sapete che da noi si entra, si scrive il codice fiscale e finia, dopo scrivi la mail alla fine o il telefonino. Adesso la privacy, cioè l'autority ci dice che dobbiamo mettere anche il numero della tessera sanitaria, perché sennò si presta
sentite, se uno, cioè, guardate, se ne becchiamo uno solo che usa un codice fiscale di qualcuno per far monate, cioè, capite che va a finire male, perché a questo punto veramente con le vaccinazioni evitiamo ste robe. A parte il fatto che poi voglio ricordare a tutti che chi si iscrive e si prenota poi viene identificato al sito vaccinale, non è che c'è il, come si dice, che uno va lì e perché si è prenotato non viene controllato il documento. Quindi ci chiedono di inserire anche il numero del codice della tessera sanitaria. Chiederemo, magari faremo in modo di inserire solo gli ultimi 3 numeri, una roba del genere, fa una roba veloce. Adesso non so, ci stanno lavorando. Entro 10 giorni, proprio per questi motivi, dovremmo avere l'applicazione che torna buona, perché insomma arriviamo già su fasce di età, diciamo, più proattive e più performanti sotto il profilo digitale, e quindi con l'applicazione si prenota direttamente dal telefonino con un'app. Questo sempre nell'ottica di... Noi stiamo strutturando un servizio che alla fine utilizzeremo, a parte il fatto che io sono convinto che i centri vaccinali non li chiuderemo per anni, però, perché comunque avremo sempre questi richiami importanti, però stiamo pensando anche al fatto che molte prestazioni sanitarie possono essere gestite con questa modalità che ormai abbiamo ben collaudato, e quindi uno deve farsi la risonanza, la TAC, l'ecografia o altro, magari utilizza lo stesso canale, lo stesso sito, la stessa app che ha utilizzato magari fino a qualche mese prima per i vaccini. No, stiamo tentando di entrare per evitare una babele di app, di entrare su un'app nostra in maniera tale che è zero code, in modo tale che un cittadino entra su quell'app, c'ha zero code, CUP, eccetera, e c'è anche vaccinazioni, clicca e gli si compare, cioè, appare subito la schermata. Oggi no, ovviamente, però insomma stiamo lavorando su questo. Per la gioia di Crozza, Mirko di Radio Più mi ha segnalato, no, a voi viene da sorridere, però c'è anche da dire che io, cioè, come avete capito perché mi conoscete, cerco anche di valorizzare le piccole realtà. Allora, questa è una radio del Lago Ordino, con la quale io non ho nulla da spartire, però ogni tanto segnala le robe secondo me intelligenti. Ieri Luxottica, che è una realtà importante internazionale ma che è in Veneto, ha compiuto 60 anni. E quindi volevo fare gli auguri a Leonardo Del Vecchio, Luxottica, e salutare anche tutti i lavoratori di Luxottica, che so insomma che so essere orgogliosi di questa azienda, e lo siamo anche noi, perché comunque Luxottica per noi, guardate, quando io vado in giro per il mondo ti chiedono un po' di descrivere Veneto, tu parli delle eccellenze culturali di Venezia, di un po' di prodotti tipici, e poi alla fine devi sciolinare qualche nome di qualche azienda. Poi quando arrivi a Luxottica ti guardano e gli si guarda, agli occhiali, sì, beh, sono di Luxottica sicuramente, perché cioè, di fatto ormai la quasi totalità delle marche, dei brand mondiali vengono prodotti dalla nostra Luxottica, quindi buon compleanno. Domande vedevo da su alla videoconferenza. Allora facciamo un primo giro: Tosatto, Guidone, Giacomuzzo, Ranzan, Bonet. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Mi sta lanciando un'occhiata. No, sto pensando se 3 domande o una. Una. Per la sua gioia. Prego. È una domanda che, ecco, induce un passo indietro alla giornata di ieri, che ha avuto degli sviluppi, concluso il punto stampa. Ha avuto almeno 2 sviluppi. Uno si è svolto in Consiglio regionale con l'abbandono dell'aula da parte dell'opposizione, che ha criticato e contestato la sua assenza e ha chiesto a gran voce che lei si presenti per riferire sulle vicende riportate da Report. L'altra conseguenza è stata l'esternazione del direttore Flor, che ha chiarito il suo punto di vista e ha risposto ai giornalisti. La domanda qual è? Uno, se dobbiamo interpretare la presenza odierna del direttore Flor come una manifestazione di fiducia da parte sua, una conferma di fiducia. Fate la domanda. È una domanda a 2 facce, come Giano Bifronte, ecco. E l'altro appunto è se lei si recherà effettivamente in Consiglio regionale per rispondere alle richieste dell'opposizione e per chiarire
la posizione della giunta regionale su questa vicenda. Grazie. È come il tema di Carducci che ogni tanto vi cito. Fa un tema sulla mamma. Carducci scrisse mia madre, punto e basta. Questo è un famoso tema si cita questo aneddoto di Carducci, di Giosuè Carducci. Sono anche le poesie a memoria, fra l'altro. Sono due risposte ovvie. Primo, nessuno ha mai tolto la fiducia al dottor Flor. Il dottor Flor ieri, io vi ho detto lasciate che ci parlo, e penso che come si può dire, più che chiarire, ha spiegato, nel senso che solo lui ha le documentazioni in mano e sa che interlocuzioni ha avuto, e penso che gli si debba riconoscere rettitudine e il fatto che comunque una carta dopo l'altra, senza mettere in discussione la professionalità di nessuno, ma che passi l'idea che qua la gente muore e noi ce ne strafreghiamo di tutto. No. Sul Consiglio ci vado, e ho chiesto, so che non hanno gradito, ma sinceramente se l'obiettivo del Consiglio è la chiarezza la si fa come dico io, ci vado con i dirigenti che voglio che parlino, perché oggettivamente io non posso né parlare di tamponi, non posso parlare di schede anagrafiche degli asintomatici o sintomatici, di regolamentazioni rispetto al colore delle aree, cioè sono tutti temi tecnici. Ultimo aspetto, ci andremo martedì, ultimo aspetto, io voglio dire che questi temi li ho già trattati col Consiglio a dicembre, mi sono collegato col Consiglio, però ben venga, repetita iuvant, no? L'ho detta bene? Basta. Chiuso. Altre domande? Però guardate, se c'è qualcuno che ancora non ha capito cosa è accaduto e come gestiamo la sanità in Veneto, ci andiamo, ci sarà presente il dottor Flor, ci sarà presente la dottoressa Ricci dell'Istituto Zooprofilattico, ci saranno presenti anche altre sorprese, e così poi davanti a tecnici preparatissimi, chiunque abbia ancora qualche dubbio avrà modo di avere chiarezza. Ho sentito di qualcuno che dice che loro non vogliono i tecnici, vogliono il dibattito politico. Su fatti tecnici si dibatte con i tecnici, mi sembra chiaro che siano fatti tecnici. L'ho persino riconosciuto Report, guardate voi. Presidente, cioè no, solo per tutte le volte che la quinta commissione, che è la commissione preposta, Commissione Sanità, ha chiesto la presenza dell'assessore per l'azionare su il piano di sanità pubblica, sui vaccini, sugli screening, accompagnata dai tecnici che seguivano quel comparto, siamo sempre andati, anche all'inizio, se vi ricordate, anche con i capigruppo, ho fatto degli incontri anche solo con i capigruppo, quindi abbiamo cercato giustamente di dare sempre le corrette informazioni. Sì, guardate, nel massimo rispetto di tutti, anche del più acerrimo nostro avversario, che ha diritto ad avere delle risposte a delle domande che fa. Ma far passare l'idea o la strumentalizzazione, peggio ancora, che questi sono fatti politici, no, cari signori, non decido mica io che tamponi utilizzare o che, come si può dire, o che schermate mettere a video perché uno che fa il contact tracing, non so neanche da che parte si inizia, non compete a me. Punto. Filippo, ancora? No, basta, come ancora? No, per carità, sto zitto. Cioè, scusa. No, mai zittiti i giornalisti. Guidone, Radio Wellness, grazie. Ha detto una, ne fate due, basta. Sì, buongiorno Presidente. Allora, lei ha detto che appunto conta sulla partenza delle vaccinazioni per gli over 50, sì, anzi per i cinquantenni, da metà maggio, no? Ecco, lei che aspettative ha di adesione, o meglio, qual è la percentuale al di sopra della quale sarà considerata di successo la vaccinazione di questa fascia di età, o al di sotto della quale sarà considerata invece un flop? Ma guardate, io penso che sia fondamentale che noi si resti sempre sopra quella che ipoteticamente è definita immunità di gregge, il 65%, no? Si dice 60-65%. C'è anche da dire che qui c'è una sorta di solidarietà mutualistica tra diverse classi di età, perché i sessantenni, se vogliono iniziare prima le vaccinazioni ai cinquantenni, forse questo concetto l'ho spiegato male, i sessantenni oggi hanno un potere in mano, quelli che hanno più di 60 anni, andare a vaccinarsi il prima possibile per fare in modo che scatti diciamo,
il via ai cinquantenni. I cinquantenni dovranno vaccinarsi il prima possibile, se vogliono vaccinarsi, in modo tale che i quarantenni possano entrare presto. Quindi faccio un po' un richiamo a questa sorta di mutualità sociale, no? Ecco, questa è una forma anche di altruismo, perché è inutile che io mi ritrovi un contingente di 100.000 sessantenni che sta lì fermi a aspettare, forse mi vaccino a settembre, forse agosto, se vado in vacanza mi vaccino, perché mi tengono bloccati i cinquantenni, perché io giustamente se non arrivo al 70% o a punti alti faccio fatica a partire con un'altra classe di età, ma anche per un fatto etico, no? E così vale per i cinquantenni sui quarantenni e i quarantenni sui trentenni. Quindi l'appello mio, agende aperte, prenotatevi nei primi 10 giorni di maggio, anzi da oggi, quindi i primi 12 giorni, i prossimi 12 giorni. Potremmo anticipare ancora di più i cinquantenni. Ecco, una seconda domanda. Se non sbaglio, da metà maggio dovrebbero anche nei weekend riaprire i negozi che si trovano all'interno dei centri commerciali. Dovrebbe essere così, non sono informato. Dovrebbe essere così. Questa questione dei negozi all'interno dei centri commerciali è stata, come dire, è stata considerata una forma di discriminazione da parte dei mercatari, cioè dai venditori ambulanti che hanno protestato, so che li ha anche incontrati. Volevo capire se da allora questa interlocuzione è andata avanti, che risultati ha prodotto. Dopo dà un aggiornamento all'assessore che vi parla anche delle linee guida, perché oggi sono state approvate in conferenza dei presidenti. C'ero anch'io, però è giusto, l'assessore le ha seguite, è giusto che ne parli lei. Cioè, sono importanti perché stiamo parlando di spiagge, stiamo parlando di attività, di arena, di un sacco di robe. Ovviamente devono essere approvate dal governo, ragazzi. Dopo hai la risposta. Ok, grazie. Prego. Giacomuzzo, prego. Buongiorno. Presidente, Buongiorno. io ritorno sul tema degli asintomatici che ha sollevato Report, perché ieri la dottoressa Russo ha spiegato di questa commissione interna e di come si è cercato di lavorare per mettere in chiaro e per dare tutti i dati più specifici possibili. Però ancora volevo chiedere se ci può spiegare meglio che spiegazione lei si dà della forbice tra il Veneto, che ha registrato un picco di asintomatici anche al 95%, contro la media nazionale del 60%. No, non lo so dire. Cioè, dovete sentire la dottoressa Russo, era qua ieri. Cioè, non mi occupo mica io di sta roba qui. Alla luce anche delle spiegazioni che ci aveva dato ieri, insomma, per avere un'idea più... Io le ho sentite come te. Va bene. Altro? Sì, passo a domande che riguardano i vaccini. Sì. Come siamo per i domiciliari, quindi tra i 70 e i 79 a domicilio? Dovrebbero essere vaccinati da medici di base soprattutto Sì. o da USCA? A che punto siamo su questo? Stanno facendo un bel lavoro, per dire, cito Vicenza, la tua provincia, domani fanno 1800 vaccinazioni con i medici di base. Anche i medici di base giustamente le fanno in funzione dei vaccini che ci arrivano. La prossima settimana ce ne arrivano di più, potranno averne di più. Però ragazzi, vi ho detto 1.500.000, quello che è 49.000. Cioè vuol dire che non siamo stati lì a girarci i pollici. Guardate i dati nazionali sulla popolazione, noi siamo quasi un 14% della popolazione, oggi si calcola, vaccinabile. Il generale Figliuolo nei giorni scorsi, ospite in Friuli Venezia Giulia, aveva anticipato una sua idea che proporrà al Comitato Tecnico Scientifico, cioè quella di fare una sorta di libero a tutti del piano vaccinale dai 64 anni in poi. Avete avuto un Cosa vuol dire libero a tutti? Cioè lui aveva senza prenotazione dai 64 anni, cioè una volta fatto quella fascia lì, anche i trentenni possono prenotarsi, o i ventenni. Ma lui si è informato e ne abbiamo parlato, lui è stato sicuramente molto attento al progetto del Veneto dell'accesso diretto. Sicuramente questo è stato, so che l'ha anche citato in giro. Dopodiché ogni regione si gestisce come vuole. Io direi che l'ordine nel vaccinarsi con le classi di età è quello più vincente, a mio avviso, ma non come contrapposizione, perché i nostri sanitari ci dicono comunque che in questo momento, con questo virus, con queste mutazioni, il rischio è direttamente proporzionale all'età. Quindi più anziano sei, più rischi. Quindi non capisco per quale motivo un ventenne abbia più titolo di vaccinarsi di un sessantenne o di un cinquantenne. Cioè voi vedete i dati, ve li ha portati il dottor Rosi l'altro giorno, abbiamo i cinquantenni in terapia intensiva, non abbiamo i ventenni.
Cioè, secondo me, dal punto di vista sanitario, per carità, se dopo c'è la comunità scientifica che dice che così va bene, noi ne prendiamo atto. Però ho l'impressione che a quel punto diventi una deregulation che crea anche conflitto, diciamo, sociale, nel senso che ci sarà dibattito sociale. Mi metto nei panni di qualcuno che dice: scusa, ho 30 anni di più e devo attendere, senza togliere niente a nessuno. Vanzan. Buongiorno Presidente, Buongiorno. buongiorno a tutti. Tornando al caso Report, ieri il dottor Flor nella sua conferenza stampa ha detto chi sbaglia paga. State valutando una querela per diffamazione o per altri reati nei confronti o della trasmissione o di altre persone, professionisti, dottor Crisanti, giornali? No, al momento assolutamente no, però c'è anche da dire una roba che l'ha detto il dottor Flor, dopo parlerete con lui. Cioè non è sì, ma il che... dottor Flor può fare causa da solo, lei invece rappresenta la regione, se la fa potrebbe farla cioè, come regione. Stai chiedendo se la regione... Sì. No, pensavo fosse relativo. Pensavo... No, beh, il dottor Flor avrà modo, se vuole... Ma no, guardate, cioè, male non fare, paura non avere, cioè ne abbiamo discusso un sacco di volte. Si è voluto creare il caso, è da mesi che si trascina, e abbiamo il massimo rispetto per tutto quello che è accaduto. E ricordo che siamo la regione, anche questo è un dato che non si cita mai, siamo la regione che per mortalità tra le regioni più colpite è quella che ha il dato più basso, e a livello nazionale siamo l'8ª regione per mortalità Covid. Non è che qua stiamo... Un morto è già una tragedia, che sia chiaro, però voglio anche ricordare che io capisco che fanno notizie i numeri di regioni grandi come le nostre, ma voglio ricordare che ci sono regioni che sono davanti a noi. E non sto incitando ad andare a vedere i dati delle altre 7 regioni davanti a noi. Sto dicendo semplicemente che questo si omette sempre di dire. Perché poi quando uno farà il bilancio del Covid dirà: questo è quello che è accaduto. Quindi carte bollate no al momento. Invece procedimenti disciplinari? No, ma guarda, noi non abbiamo affrontato con serenità questo. Bene, ieri ho detto ben venga Report. E noi non abbiamo nulla da nascondere, cioè non è che abbiamo, avete capito, a volte ci sono quelle inchieste, cioè, tutte rognose di robe, cioè qua, guardate, la squadra del 21 febbraio è la squadra di dicembre, è la squadra della scorsa estate, è la squadra di oggi, anzi si è implementata, non si è sguarnita. Abbiamo anticorpi, abbiamo vaccini, abbiamo comprato un sacco di attrezzature. Bene. E sempre per restare in quest'ambito, la Procura di Padova avrebbe aperto un'indagine, l'ha letto dai giornali questo? Ha notizie? Va bene. Cambiamo argomento allora. App, perché la app Zero Code per le prenotazioni e non quella sui vaccini che già esiste? Ma per far tutto un assemblaggio, per questo, cioè ci dicono che converrebbe mettere tutto assieme, solo per quel motivo lì. E darete informazione quando bisognerà inserire, no, oltre all'app, quando bisognerà inserire il numerino della... Sì, assolutamente sì. Della, come si chiama? Sì, perché per dirti, se io dovessi prenotare, devo andare in cerca della tessera sanitaria, non so anche dove sia. No, infatti questo è il punto, la tessera sanitaria. Ma infatti io sono contrario a sta roba. Io non so chi ce l'abbia. Sono contrario a sta roba. Volevo capire se il numerino che c'è scritto dietro, quella duplice, quella blu, se è quello il numero. Sì, è quello il numero, quello tutto in neretto. Esatto. Avrebbe il vantaggo che ha anche il codice fiscale e la tessera sanitaria. Però magari non tutti hanno la tessera sanitaria a disposizione. E insomma, prenotate. Va bene. L'altra cosa, Presidente, c'è visto che avete un dibattito aperto... che si trascina da qualche settimana. Prego? È un dibattito che si trascina da qualche settimana. Noi daremo risposta corretta diciamo all'autorità per la privacy, però nel frattempo prenotate. Ok. Visto che procedete per età e le state aprendo prima del tempo, almeno per quanto riguarda i 60enni e a breve anche i 50enni, avete e come già avevo avuto modo di verificare con l'assessore, quando si apre la classe 60-69, 70-79, domani sarà 50-59, non c'è una priorità anagrafica. Il primo che si prenota. Per questo che direi... Paradossalmente potrebbero prenotarsi il primo giorno tutti i 50enni e un giorno, giusto? Bene. C'è una riserva in questi slot per gli accompagnatori? Non si può fare, perché noi ragioniamo cioè il sistema diventa una complicazione. Quindi quelli della legge 104, dei trapiantati, eccetera. Quelli ci sono, ma sulle classi di età
ci incasina il sistema cominciare a dire che se ci sono 3 persone che stanno prenotando... No, questo l'ho capito, però mi scusi, se ci avete ripetuto la settimana, lunedì mi pare, o venerdì scorso, che gli accompagnatori, i caregiver, i conviventi familiari vanno per età, giusto? Sì. Se vanno per età, vanno nella classe di età assieme a tutti gli altri, no, non ci sono agganciati, no, vanno nella classe di età, ma se si sono prenotati come accompagnatore vanno agganciati, se sono nella fascia d'età prevista. Per capire, l'accompagnatore di 60 anni oggi è vaccinabile assieme al suo accompagnato. Anni, ma se ne ha 30 no. No. Bene. Quindi quando si aprirà la sua fascia sarà uguale a tutti gli altri. A meno che non arrivi una vagonata di vaccini che ci permetta di andare a aggredire quella fascia di età. Va bene, grazie. Però, ripeto, so che l'ho detto già 3 volte, appello a chi ancora vuole vaccinarsi a più di 60 anni di farlo in questi 10 giorni. Questo ci permetterebbe di fare un po' di pulizia e cominciare con un'altra fascia di età. Adesso dipende da voi e dai cittadini. Bonet. Allora, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Torno sul tema dell'inchiesta della Procura. Volevo capire questo. Voi siete stati contattati dalla Procura, lei direttamente, qualcuno dei suoi collaboratori? Nessuno di voi è stato ascoltato in Procura rispetto a questa inchiesta? Quale Procura? Padova. No. Nessuno. E siccome loro si stanno concentrando, diciamo così, su questo, il tema è sempre quello della presunta inaffidabilità dei test rapidi. Da quello che abbiamo capito noi, questa inchiesta potrebbe avere 2 direttrici. Una direttrice è rivolta all'azienda produttrice, che avrebbe messo in commercio dei test vantando, diciamo così, un'affidabilità che poi non è stata riscontrata nei fatti. C'è anche un altro aspetto che a me pare molto più rilevante per il decisore politico, cioè il fatto che la Procura potrebbe dire, alla luce di studi come quello del professor Crisanti, che nonostante la politica fosse stata avvisata del fatto che questi test non funzionavano come dovevano funzionare, ciò non di meno si sono continuati ad usare anche in contesti sensibili come le case di riposo. E con questo ovviamente il ragionamento conseguenziale è quindi addossando al decisore politico una responsabilità rispetto poi a quello che è successo nelle case di riposo. Rispetto a questa vicenda, qual è la sua idea, visto che è lei, diciamo così, questa immagino sia un'informazione che voi avete o una deduzione che tu fai? No, è una deduzione, cioè nel senso che ho capito che... La deduzione, viste le carte, la dovreste aver fatta diversa, perché le carte vedono comunicazioni tra dirigenti, punto. Dopo, quanto alla validità del test o meno, io non ci entro perché non compete a me sta roba. Cioè non è che sto io qui a dire se funziona il test o no. Penso che ieri il dottor Flor sia stato chiaro rispetto agli studi. Sì, no, ok, ma che lei ritiene che in qualche modo la Regione, che nei mesi scorsi ha avuto interlocuzione col Ministero della Sanità, lo Spallanzani, l'Istituto Superiore di Sanità, cioè questo tema dei test rapidi mi pare che è stato abbondantemente sviscerato. Questo ritiene guardate, che stiamo parlando di test che sono utilizzati non in tutta Italia, in tutto il mondo, e quindi che il Ministero ha dato i medici di base per fare lo screening con i propri pazienti, e non mi risulta che il Ministero abbia detto che si fa dai 20 ai 30 anni solo di età l'utilizzo del tampone rapido, che viene utilizzato, è stato utilizzato negli aeroporti per far fronte e fare muro a tutte le ondate di virus che entrava dall'estero. Dopodiché, se c'è qualcuno che riesce a dimostrare che il test, mi sembra Abbott si chiama, sì, il test Abbott non funziona, lo dirà in maniera ufficiale, scritto proprio bene, non funziona, e la Procura a quel punto dirà, bene, siccome l'aveva scritto in maniera ufficiale, vorrà dire che qua qualcuno deve pagare il conto del fatto che non funziona. Se noi, guardate, non è che decidiamo dove usare i test e come farli, E dopodiché, guardate, noi siamo sempre a disposizione dell'autorità giudiziaria, ma ci mancherebbe. Marco, ok. Anzi, lo siamo anche sempre stati. No, certo. È che evidentemente adesso questa inchiesta della Procura rischia, questa è una mia ovviamente opinione, di spostare un po' il target dal tema strettamente tecnico-sanitario più in generale a un tema di strategia di sanità pubblica, perché... Guardate, cosa volete che vi dica? Cioè, noi abbiamo fatto il nostro dovere. Se qualcuno ha come ipotesi che non abbiamo fatto il nostro dovere, siamo qui a rispondere. Ma figuriamoci.
però che veniamo chiamati a rispondere su scelte che non facciamo noi, su robe che non ci competono, insomma, ne discuteremo. Antonella Prigioni. Grazie. Prego. Buongiorno Presidente, Buongiorno. quanto il target 50-59 rappresenta la fascia più popolosa del Veneto in età produttiva e quanto è importante appunto anticipare la vaccinazione di questa fascia di persone che, se non sbaglio, è quasi 1 milione di persone? Ma sentite, sapete, quando noi abbiamo fatto gli ultra sessantenni si apre un altro fronte importante che oggi non ho citato, che è quello delle aziende. Quindi potremmo a quel punto anche in maniera importante cominciare a coinvolgere le aziende, perché abbiamo un target 50-65 anni, ma i 5 anni dei sessantenni li abbiamo già fatti in teoria, 50-59 che è tutta età lavorativa. La stragrande maggioranza è in età lavorativa che possiamo intercettare dentro nelle aziende. A quel punto potrebbe prestarsi l'idea, che sicuramente facciamo, di fare un mix di età, ma perché entri in un'azienda, se ha 100 dipendenti, a quel punto sì, si può fare vuoto per pieno, ma direi nelle nostre prenotazioni no. Dopodiché vedremo quale sarà l'evoluzione anche del parere del comitato tecnico scientifico, per carità. Quindi si apre questo scenario importante, quello delle aziende che avendo vaccini ci darebbero un ulteriore impulso in più, oltre a farmacia, altro oggi ve ne parlerà l'assessore. Prego. Vi ringrazio. Altre domande? No. Bene. Lascio il posto al dottor Flor, che così magari per contiguità dà risposta a eventuali domande che ci sono. Buon lavoro, grazie. Scusate, ma ho il video. Prego, dottor Flor. Arrivederci, buon lavoro. Domande per il dottor Flor? Prego. Dottor Flor, buongiorno. Stare sempre su questo tema dell'inchiesta con una domanda non dissimile da quella che ho fatto al Presidente. Cioè, intanto volevo capire se lei sapeva di questa inchiesta e se è mai stato coinvolto nelle indagini. Nell'inchiesta, se è mai stato sentito dalla Procura a riguardo. Non sapevo e non sono coinvolto. No, non so, non sapevo, non so e non sono coinvolto. Okay. Altre domande? Sì, un'altra domanda. Allora, chiaramente, cioè, la questione di Abbott riguarda Abbott, cioè l'azienda produttrice, e se la Procura riterrà che l'azienda debba spiegare il tema dell'affidabilità dei test, questa cosa riguarderà Abbott. Quello che chiedo a lei è: voi vi sentite, la stessa domanda che ho fatto al Presidente sostanzialmente, cioè voi vi sentite tranquilli rispetto al fatto che avete scelto di utilizzare quei test rapidi, nonostante i dubbi che c'erano attorno all'uso di questi test anche in ambienti ritenuti sensibili come gli ospedali e le case di riposo? Cioè, alla luce dell'inchiesta della Procura, voi vi sentite blindati? Ma guarda, dell'inchiesta della Procura non so nulla. Del resto non vedo di cos'è che dovrei preoccuparmi. Questi sono i test che sono stati distribuiti anche dal governo, sono stati dati ai medici di medicina generale. In quel momento era l'unica alternativa al test molecolare. Ragazzi, se il test molecolare non siamo in grado di farlo, perché ci sono oggettivi limiti al numero di test molecolari che si possono fare, e il limite oggettivo era la disponibilità di reagenti, la disponibilità di macchine. Siamo arrivati perché poi i tamponi li facevamo, ma non riusciamo a refertarli. E ricordo che se un tampone non lo referti entro 36-48 ore, mi chiedo che cosa lo fai a fare. Quindi a fronte della situazione è questa. Per me, ma come abbiamo sempre detto, i test rapidi sono stati un di più rispetto al molecolare che non abbiamo mai smesso di fare. Va bene, grazie. Altre domande al dottor Flor Tosato. Direttore, buongiorno. Ieri lei ha dichiarato che d'ora in poi chi sbaglia paga. No, veramente non è d'ora in poi. Questa cosa credo sia nata prima di me. Diciamo che l'ha fatta sua. Beh,
Ci vuole chiarire, perché detto così suona un po' vago, insomma. No, non suona vago. Suona vago per niente. Se io dico siamo in una situazione dove è evidente quello che è accaduto, ricordo che in Italia c'è un codice di comportamento del pubblico dipendente che non prevede né esoneri né condizioni di esonero. Può essere un po' più, perché non è che tutti, non è che tutti sembra Ungaretti. non tutti dominiamo i contenuti del codice di comportamento. I dipendenti in Italia devono rispettare un codice di comportamento. Si verifica se il codice di comportamento, che non è regionale o aziendale ma è nazionale, è stato rispettato. Punto. Mi scusi, confronti di chi volete che... proviamo a uscire, anzi provo io, se mi permette, a uscire dal vago, così la gente capisce, altrimenti diventa un dialogo per, allora, io ritengo di aver iniziati. rispettato il codice di comportamento del pubblico dipendente. Ritengo di averlo rispettato in toto e lo conosco anche bene. Ma ha il dubbio che altri non l'abbiano rispettato? Questo lo verificherà chi deve verificarlo e non sono io. I suoi... Io faccio il direttore della sanità regionale, non faccio il giudice e non faccio provvedimenti che non mi spettano. Io chiedo che venga verificato il rispetto di un codice che è obbligatorio rispettare in Italia. I suoi attuali rapporti con il professor Crisanti? Non lo sento da un po' di tempo. La ringrazio. Altre domande? Se no passiamo all'assessore. Danzà. Scusi, dottor Flor, buongiorno. Quando dice chiedo di far rispettare il codice, vuol dire che lo chiede a chi, visto che non lo può far lei? No, chiedo che venga fatta una verifica. Ok, quindi lei chiede agli enti preposti, cioè la regione, che facciano una verifica nei confronti di chi potrebbe non avere rispettato il codice. Ente di appartenenza e datore di lavoro. Prego? Ente di appartenenza e datore di lavoro. Okay. Vabbè, la regione. O l'università o l'ULS, giusto? Ok. Altre domande? Passiamo all'assessore. Grazie. Prego, assessore. Allora, diamo un po' di informazioni rispetto dei provvedimenti che sono stati portati e approvati ieri in giunta, nella sede della giunta, no? In fase di appunto giunta, che come ogni martedì, insomma, viene fatta. Lunedì c'è stato l'incontro con le farmacie, quindi ieri è stata portata la delibera di recepimento dell'accordo finale per quanto riguarda l'effettuazione delle vaccinazioni all'interno delle farmacie. L'accordo prevede che chiaramente le farmacie possono, su base volontaria, prevedere la vaccinazione all'interno dei propri ambienti. Sappiamo che devono avere delle caratteristiche ben definite, insomma, separati e quant'altro. Sappiamo che la vaccinazione la possono fare i farmacisti, previo il corso con l'Istituto Superiore di Sanità, chiaramente a distanza, che quasi la maggior parte hanno già fatto, e un tutoraggio che viene fatto all'interno dei centri vaccinali della Regione del Veneto. La prevenzione proprio oggi ha scritto alle aziende di predisporre questo corso le settimane prossime, in modo che ci sia anche la chiusura, insomma, per quanto riguarda la formazione e l'effettuazione dei vaccini. Abbiamo concordato con loro anche per quanto riguarda la parte economica. Sapete che
a livello nazionale c'è un accordo nazionale che prevede 6,16 euro per inoculazione. Noi avevamo già un accordo con le farmacie per quanto riguarda la prenotazione, che era di 2,10 euro tra le farmacie rurali e le farmacie, insomma, diciamo quelle principali. Abbiamo chiuso un accordo proprio con loro che prevede un compenso di 10,50 euro per la vaccinazione all'interno delle farmacie, quindi per l'inoculazione, che comprende tutto, prenotazione e tutto il resto, quindi 10,50 euro e 200 euro come un, diciamo così, un compenso forfettario che si prevede all'inizio, dopo che sono stati fatti circa 200 vaccini, che sono un po' le spese per DPI, per attrezzature varie, eccetera. Quindi una tantum forfettaria di 200 euro a farmacia, però il compenso è 10,50 euro. Abbiamo con loro, insomma, ipotizzato che potrebbero essere circa il 60% delle farmacie che aderiscono, quindi su 1400 circa, insomma, 700, 750, insomma, una cifra di questo tipo. E quindi facendo un conto approssimativo, sono sempre conti approssimativi che noi facciamo rispetto a quante farmacie potrebbero aderire, le risorse che noi riusciamo a mettere su questo capitolo, che arrivano dai finanziamenti che ci arrivano a livello nazionale dalla farmacia dei servizi, che sono per il Veneto circa 4 milioni, si prevede insomma che possano effettuare all'incirca, quindi insomma ipoteticamente, sui 380.000, insomma 400.000 vaccini all'interno delle farmacie. Loro prevedono che le farmacie più piccole possono fare circa 50 vaccini a settimana, quelle più grandi un centinaio. Sono cifre che ci hanno dato loro, insomma, in base a un'interlocuzione che c'è stata tra loro, più o meno. Quindi questi sono un po' i contenuti per quanto riguarda la vaccinazione. Scusi l'interruzione, che si erano date le farmacie? No, allora su questo chiaramente non ne abbiamo ancora discusso, perché dipende dai quantitativi che arrivano e il target di popolazione, insomma, che rimane da vaccinare o che sarà, tra virgolette, insomma, affidato a loro, con sempre il problema su Johnson & Johnson, AstraZeneca, che comunque vengono oggi, anche se mi pare che c'è una discussione in atto su questo, insomma, anche a livello nazionale con AIFA, rispetto ad abbassare o comunque target di età, eccetera. Però aspettiamo e vediamo, insomma, su questo. Quindi non ne abbiamo discusso e quindi vedremo un attimo sul proseguo. Comunque noi abbiamo preparato e quindi completiamo con il tutoraggio che può iniziare già dalle settimane prossime dentro i centri vaccinali, insomma tutta la filiera, in modo da poi essere pronti a entrare in campo. Nello stesso provvedimento abbiamo anche modificato l'accordo precedente sui tamponi. Vi ricordate che le farmacie possono eseguire i tamponi a 26 euro, cioè il costo è il 26 euro stabilito dalla Regione Veneto. Siccome c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato che ha previsto che anche i farmacisti possono fare il tampone e quindi non hanno bisogno del personale sanitario come invece da primo accordo, abbiamo modificato quell'accordo e portato la cifra per l'esecuzione del tampone da 26 a 22 euro. Vuol dire che il tampone in farmacia costerà 22 euro rispetto ai 26 che costava fino a oggi, insomma. Perché con questa sentenza del Consiglio di Stato, sentenza mi sembra dell'Emilia Romagna, possono fare loro direttamente anche i tamponi e quindi senza le spese che prima erano previsti per quanto riguarda il personale sanitario. Questo è un po', insomma, i contenuti per quanto riguarda l'accordo. È chiaro che noi abbiamo preparato tutto il terreno con loro anche, quindi questo credo che rappresenti anche un inizio rispetto alla famosa farmacia dei servizi. Già loro, sapete, sono attivi in alcuni screening e quant'altro, insomma, e quindi effettivamente diventa molto importante e anche un test di prova per loro, ma come per noi, insomma, per le istituzioni. Vi do il dato anche rispetto all'ultimo dato, quanti medici di medicina generale oggi stanno facendo i vaccini. Sono 2139, quindi insomma il numero è molto aumentato, 2139 sui 3009 che sono, quindi insomma
siamo a un buon numero, e finora hanno effettuato 66.461 vaccini. Accanto a questa delibera, ieri abbiamo approvato anche un'altra delibera, credo molto importante, è uscito penso poco fa il comunicato, di un percorso per i pazienti post-Covid riabilitativo, perché sappiamo che le conseguenze di chi ha avuto il Covid sono conseguenze che poi si trascinano per molto tempo, affaticamento, cefalea, problemi respiratori, problemi dell'attenzione, insomma, e quindi abbiamo creato questo percorso che stiamo costruendo con dei pacchetti specifici, coinvolgendo anche tutto il settore termale, che quindi è anche un messaggio importante che vogliamo dare a un settore che sicuramente insomma ha sofferto e sta soffrendo molto durante tutto questo lockdown, proprio nella fase riabilitativa, con anche l'ausilio appunto della telemedicina, della teleriabilitazione, insomma un progetto molto, molto articolato, ma credo insomma anche molto innovativo. Poi ci saranno occasioni anche per entrare un po' più nello specifico. Ultima cosa che vi dico invece rispetto alla conferenza delle regioni che è finita prima e quindi che si è tenuta questa mattina, dove abbiamo ridiscusso e ripresentato le linee guida di riapertura e abbiamo aggiornato aggiungendo delle linee guida che mancavano, penso quelle ai parchi tematici, penso quelle ai centri culturali ricreativi, ai centri benessere, insomma, quindi abbiamo allargato quelle che erano già state approvate, ristorazione, cinema, teatri, eccetera, quindi in sempre un'ottica unica di pacchetto complessivo che poi la conferenza trasmetterà al Ministero e al Governo per renderle applicabili. Si è anche discusso e si chiederà, insomma, lo farà il Presidente Fedriga, anche in previsione del decreto che ci sarà o comunque di aggiornamento, sono dati insomma degli input su alcune questioni. Allora, una è quella di anticipare la tempistica prevista per i parchi a tema, parchi tematici, parchi giochi, insomma, che è prevista per il 1° di luglio, di anticiparla il prima possibile, quindi rispetto alle altre scadenze che ci sono, perché si ritiene che sia un po' troppo in là, insomma, visto che le piscine vengono riaperte all'esterno il 15 di giugno, il 15 di maggio, le piscine e tutto il resto, insomma, si ritiene insomma che si possa anche anticipare, quindi la richiesta di anticipazione. Poi c'è la partita legata ai grandi eventi e quindi alla deroga rispetto ai 1000 posti all'esterno. Non so, faccio l'esempio Arena di Verona per capirci, che sapete che oggi in base al decreto è previsto che sia la conferenza delle regioni di volta in volta esprimersi sulla singola logistica, il singolo evento. Si è chiesto insomma di ritornare a quella che era la procedura prima, che era la singola regione con i protocolli, con le prevenzioni, insomma, che andava in deroga eventualmente a questi posti, invece di demandare la commissione alla conferenza delle regioni, perché diventa insomma una procedura un po' più complessa e articolata. Queste mi sembrano che siano le due cose che sono state poi discusse e che saranno oggetto di una lettera che il Presidente Fedriga invierà al Governo. Domande? Vanzan. Solo una specificazione, quindi la richiesta con queste modifiche Fedriga la presenterà al Governo. È chiaro che se il governo non approva non si fa niente. È la proposta che le regioni insomma hanno discusso, chiedendo anche tra le varie insomma appunto l'anticipo di alcune date e anche per quanto riguarda quello degli spettacoli non il passaggio come è previsto nel decreto in conferenza delle regioni, ma che ogni singola regione, come era precedentemente per la stagione precedente, insomma. Altre domande? Possiamo chiudere qua. Grazie, a domani.